Palmerini, allora queste elezioni politiche, come politiche europee, amministrative, non sono andate benissimo secondo il suo punto di vista o sono andate bene? A parte l'esclusione che voi avete avuto, che lei lamenta, che dice che ha avuto questo ostruzionismo, però lei è da anni che è sulla scena politica. La gente in Veneto dovrebbe conoscerla. Veramente no. Allora io ho fatto prima di questa candidatura alla presidenza provinciale, l'unica candidatura che ho fatto era nel 2004 come consigliere provinciale per una lista molto piccola, sempre legata all'autogoverno dei Veneti, all'indipendenza o all'autonomia, poi dopo un discorso del singolo consigliere, un discorso alla linea del partito. Questa volta nasce la lista che ho fondato, nasce dal fatto che l'anno scorso si è cercata la convergenza di tutti i movimenti veneti, che è una cosa cronica, e adesso se ne sta già riparlando, però c'è stato il boicottaggio di chi si credeva di essere un grande movimento e adesso siamo tutti allo zero qualcosa. Io ho dimostrato di correre e di valere tanto quanto quelli che pensavano di avere il sacco pieno invece hanno il sacco vuoto, quindi adesso abbiamo una fase molto interessante perché i movimenti venetisti sono costretti a unirsi. E lo dovranno fare sulla base di un programma. Per cui per me queste elezioni sono andate molto bene perché non per me in quanto persona, ma perché hanno mostrato che i veneti si sono stancati e io vedo nel voto della Lega un grande rifiuto dello status quo, di grandi preoccupazioni economiche. Una cosa interessante, come giudica, poi vabbè, la Mazzetto al limite può replicare quello che dice lei, come giudica questo risultato eclatante della Lega, ampiamente previsto dai sondaggi, va detto? I sondaggi li sapevate voi perché la gente non li sapeva. No, non è vero, perché già 3 mesi fa, io vi posso garantire che 3 mesi fa, per cui fuori assolutamente da qualsiasi parco, ma un raddoppio dei voti, la Lega veniva data al 9,5, 10,2%, io devo dire che hanno azzeccato in pieno, ha preso il 10,2%. Sì, vabbè, però molte volte non li azzeccano. Insomma, anche Berlusconi doveva fare 42 e non c'è. Io parlo di quelli dati dalla Lega, da un istituto hanno ben imbroccato preciso, la Lega e hanno sbagliato altri 4 risultati. L'istituto di Luigi Crespi, che penso che lei conosco, che è stato proprio l'estensore del contratto con gli italiani, che ha avuto così successo, ricorderete tutti Silvio Berlusconi da Bruno Vespa. Ecco, questo istituto, che è un istituto di sondaggi che comunque serio, quantomeno serio sulla base dei risultati che poi dice, perché io vedo che ne ha sempre azzeccati, dava la Lega già 3 mesi fa a un 9,5, 10,2, 10,5, per cui questi sondaggi erano calcolati proprio addirittura a livello nazionale. Ma magari lo stesso sondaggio dava Berlusconi al 42, voglio dire. Ma noi adesso stiamo parlando di 7 punti di spostamento, così per ridere. Lei mi ha parlato di movimenti autonomisti, mi ha parlato di venetismo, la mia associazione è andata alla Lega. Secondo me la gente, soprattutto al nord, ha votato Lega un po' per disperazione, perché c'è un malcontento molto forte. Le fabbriche stanno chiudendo. Sono 20 anni che la vota per disperazione. No, ma il problema è che un voto così non l'ha mai avuto prima la Lega, no? Nel 96 no, 96 è bel 10%. Sì, d'accordo, perché era anche un'altra fase. E subito dopo c'è stata anche la caduta della Lega, però, come voti, no? Alle europee ci fu un tracorso. Ecco, quindi io starei un po' attento, perché c'era anche delle variabili, per esempio la AN, che è scomparsa, in realtà si è spostata con la Lega per lo più. Pochissimo è andato. Dove è andato? Da Berlusconi non è andata. Quindi è andata con la Lega, però non è un elettorato leghista, è una forma di protesta. Vabbè, io posso dire la mia opinione, dopo ne discutiamo. È una forma di protesta ragionata, però non aveva un altro interlocutore. E poi comunque chiediamoci una cosa, la Lega, che ha dei ministri al governo, ha parlato di bilinguismo, lingua veneta, giudici veneti, di togliere le accise ai veneti. Ha detto delle cose che in realtà... Scusi un attimo, lei si alza la AN poteva benissimo confluire nella destra di Storace, invece ha preferito andare con la Lega, ma per tirare un po' la corda all'interno del PDL e della coalizione di governo. Quindi io starei molto attento a valutare il peso effettivamente leghista del voto che la Lega ha ricevuto. E bisogna dire che la Lega ha parlato di temi che non sono temi suoi.
erano temi, noi abbiamo chiesto l'anno Di chi erano, scorso. scusi, questi temi? Allora, il bilinguismo veneto, lingua veneta, parlata da un ministro, è una cosa che noi l'anno scorso abbiamo chiesto a Dopo la Strasburgo. pubblicità Mazzetto avrà tutto il tempo Noi di a Strasburgo replicare. l'anno scorso abbiamo imposto all'Italia, attraverso un ricorso che è disponibile sul sito e che si può trovare anche nel Consiglio regionale del Veneto, perché abbiamo fatto un'interrogazione consigliare, e abbiamo chiesto all'Italia e alla Regione Veneto di conformarsi con delle leggi che prevedono la lingua veneta, l'autogoverno fiscale degli enti locali e i giudici veneti eletti dai Qui la veneti. fermo un attimo, Sono perché tematiche c'è- che la Lega non aveva mai portato Benissimo. avanti in maniera così esplicita e che ha rubato a noi che siamo stati censurati. Allora, dopo la pubblicità Mariana Poi Mazzetto avrà il spiegheremo diritto bene, di replica perché è sai, stata... le bugie non mi piacciono. Non sono bugie, sono documenti legali disponibili sui siti Io ho la web. storia della Lega. Allora, sì, lei mi sì. spiega- dopo Non mi lei mi interessa spiega- Avete di parlato di Lei giudici mi lasci eletti, parlare. ma non giudici veneti. Mi lasci- Mai parlato di giudici Mi veneti. lasci Prego, parlare. c'è